Dici no, ogni tanto tu sei un poco calante, non hai visto che sei un poco calante? Certi maestri, ma sapete, tipo che le emozioni, certe, non ti emozionate, il nostro mestiere non lo fa. Infatti, come vedi, E allora io rimasi, però quello non hai mi ha detto- confermato quello non mi che ha io detto niente dicevo. di strano, ma chi era galante, sai quanti? Era galante in un quarto di donna, ma chi le teneva quell'apparecchietto che tu fai un bling e essere preciso con quello là. E chi è uno strumento, e noi siamo umani. Allora, dobbiamo non ho essere- detto sciocchezza, hai Ci confermato dobbiamo quello. arrivare attorno, è vero no, Carmine, però non potremmo essere proprio precisi con quello là. Chi secondo me mi chiama Fagaiuolo perché era galante in un quarto di donna, un quarto di donna, Carmine, un quarto di donna quando è? Pochissimo. Si sente o non si sente? Allora hai confermato quello che ho detto io. Però, giustamente chi era la nevata. Se tu gli dici, "Guarda, Vieni qua, vieni. È un argomento che, diciamo, nessuno meglio del maestro La allora, Fortezza. questo che vi ha detto Mate, giustamente è così, però oggi se viene un ragazzo da me e dice maestro io voglio fare il disco, voglio cantare, dico, allora io lo provo, lo metto alla prova vicino al pianoforte, ascoltiamo, lo sentiamo, per il momento che sa, questo ragazzo tu gli dici se non è cosa, no? Senti, voglio, ma tu che mestiere fai? Gli faccio, perché non fare buono mestiere a trietta a fare quello che ha fatto. Chi se ne va a coppa, se ne va all'istituto a Pacinuto. Dopo 2 mesi mi riviene sopra col disco in mano. Sì, ha fatto. Maestra, avete visto oggi fatto disco? Ma questo però che cosa succede? Succede che va alla casa discografica, la casa discografica per si piglia i soldi dai 7, 8, 10 milioni, non se ne porta come canta. E scusi per come fessi chi è stato? Ma lo fessi chi è? Lo fessi Sono stati che l'ha cacciato. No, ma questo no, perché oggi non lo sa. Perché chi ne sa guadagnare i soldi no? Hai capito? Però il maestro La Fortezza cammina a testa alta. Ma finché puoi camminare a testa alta, poi la roba li ha cavata. Ma io penso che secondo me questo discorso qui è valido, in un certo senso è valido quello che dice anche Carmine La Fortezza. Io penso che Carmine ha parlato diciamo in rappresentanza di tutti i maestri addetti ai lavori di questa nostra canzone attuale napoletana. Allora penso io che i veri colpevoli allora è il pubblico. Io ritengo che sia il pubblico.